Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, No. la voce rauca. Allora, scusate, chiedo vegna, ma purtroppo male di stagione ha portato a questo, ma era troppo importante la giornata di oggi per non essere presenti con voi e non partecipare. Io vi saluto tutti senza star qui a fare distinzione di ogni soggetto. Mi ha fatto piacere vedere che già vi scambiavate conoscenze e opportunità fra di voi. Vedo che è presente la Cina, so che c'è Singapore, l'Inghilterra, la Svizzera, l'Argentina, tra l'altro. Permettetemi di congratularmi con l'avvocato che adesso mi sfugge il nome, il cognome, Tirelli, grazie. Franco Tirelli. Franco Tirelli, per essere stato riconfermato, rieletto all'interno del Comites. Vedo che si stanno aggregando altre persone anche dal Belgio. Un saluto particolare a Yvonne Fracassetti, buongiorno, che abbiamo presentato il suo libro, e un saluto in particolare evidentemente alla stampa, che so che è presente, e soprattutto un affettuoso saluto a tutti gli emigranti collegati. Questa è la nostra prima esperienza che facciamo per quanto riguarda questo incontro virtuale. Ne abbiamo fatti diversi, ma un incontro virtuale ampio con tutto il mondo, e infatti a qualcuno dovrei dire buonasera e non buongiorno, anzi a qualcuno dire addirittura buonanotte dovrei dire. Abbiamo scelto proprio quest'ora, le 13, per dare la possibilità all'America, e quindi loro è un buongiorno, ma anche l'Australia e i paesi asiatici, che per loro credo che siamo intorno chi alle 10, chi alle 11, mezzanotte, eccetera. Ai saluti si associa anche il nostro presidente onorario, che è qui al mio fianco, poi vedremo, il vicepresidente e il consiglio direttivo, che ringrazio. Abbiamo anche con noi poi altre persone che interverranno e vi presenterò man mano. Quindi dicevo, questa è una prima esperienza così ampia e speriamo che non sia l'unica, anzi la prima di una serie. Faremo in modo di raggiungere i nostri oltre 50.000 bergamaschi nel mondo, 50.000 che tra l'altro è un numero che proviene da AIRE, l'anagrafe italiana residente all'estero, ma se noi andassimo a calcolare tutti quelli che sono attualmente all'estero, gli italiani o cosiddetti italici, che sono circa 80 milioni, sicuramente qualche altro bergamasco in più ci sarebbe. L'ente bergamaschi nel mondo, qualcuno di voi lo conosce da anni, ma voi sapete che opera da ben 55 anni e ha sempre operato a favore sia dell'emigrazione, ma indirettamente anche a favore del territorio bergamasco, perché se noi effettuiamo riunione di eventi sul territorio bergamasco, abbiamo fatto la promozione culturale, la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, un ampio stimolo al turismo abbiamo dato anche un contributo e un impulso indirettamente alle aziende, agli imprenditori, e poi abbiamo fatto conoscere la nostra enogastronomia, oltre ovviamente all'assistenza e al sostegno degli emigranti per agevolare il loro inserimento in paesi che, tra l'altro, questi paesi non sempre sono proprio ospitali, perché finché un emigrante non raggiunge la padronanza della lingua, purtroppo è sempre considerato lo straniero. A collaborare con noi, evidentemente, abbiamo i nostri missionari o i tanti missionari italiani, che colgo l'occasione per ringraziare, perché non si preoccupano solo dei problemi dell'anima, ma vengono coinvolti, essendo loro un punto di riferimento, un faro anche per i tanti problemi materiali. E poi abbiamo i nostri rappresentanti, di cui qui vedo che ne siete una bella serie rappresentati, i nostri presidenti di circoli, i nostri presidenti di delegazioni, i nostri corrispondenti. Vedo che si è collegato anche Singapore, e quindi
Io devo ringraziare perché se l'ente Bergamaschi nel mondo opera nel mondo è grazie a voi, è merito esclusivamente e prepotentemente vostro. E voglio anche precisare e ricordare che lo state facendo gratuitamente in modo volontario, perché purtroppo non è che riusciamo a darvi dei contributi o meno. Quindi lo fate veramente in maniera totalmente gratuita e volontaria e ripeto, da parte di tutto il Consiglio vi diamo un'ampia riconoscenza. Ultimamente causa Covid, ma non solo causa Covid, abbiamo fatto poche uscite e da 2 anni a questa parte anche un po' di più, ma questo è dovuto, e lo richiamo grazie alla, come dicevo prima, che non vi possiamo dare grandi contributi, ma il problema è che le risorse che noi otteniamo da enti purtroppo sono diminuiti di oltre il 60% e chiaramente ci siamo dati da fare nel risparmio. Infatti voi sapete che abbiamo cambiato sede perché ora grazie alla provincia di Bergamo abbiamo una sede della quale non paghiamo affitto e quindi questo è importante. Abbiamo ristrutturato diverse cose, abbiamo sistemato situazioni pregresse, ora vediamo gradualmente di ripartire. Abbiamo trovato gradualmente dei piccoli sponsor, dei partner e devo ringraziare anche Regione Lombardia che grazie ai bandi, assieme alla Fondazione Bergamasca Onlus, riusciamo a trovare delle risorse. Ma tutti questi bandi prevedono una compartecipazione. Quindi se uno riceve un contributo per un'iniziativa dal costo di 10 e ottiene 5, evidentemente deve trovare gli altri 5. Quindi questo indirettamente faccio un appello, ma non riguarda voi chiaramente, ma riguarda gli enti pubblici, gli enti privati, che dovrebbero sostenerci in modo maggiore. Io so che i tempi sono cambiati, ma il lavoro che viene fatto di riflesso va a vantaggio del territorio bergamasco, va a vantaggio dell'imprenditoria bergamasca perché noi indirettamente, grazie a voi, reclamizziamo il nostro territorio e il turismo porta reddito. Va bene, detto tutto questo, oggi invece il motivo di questo incontro era per precisare alcune cose importanti che abbiamo fatto e faremo in modo di coinvolgerli sempre più spesso. È uscita la nostra nuova rivista, che è il 5° numero, che vi presento, e questa sarà la copertina, e già è in spedizione, è stata consegnata un'oretta fa. E quindi richiamo la nostra rivista a colori di 32 pagine, e quindi la quale voi sapete che noi presentiamo notizie che riguardano la provincia, ma soprattutto lo spazio lo diamo a voi per portare anche a Bergamo le vostre problematiche. E abbiamo per la prima volta il calendario. Il calendario 2022 che, guarda caso, rappresenta per operandi che non vedo, ma guarda caso, lo stadio, e quindi questo è il mese. Avete anche una frase che è in bergamasco, avete i nostri riferimenti dell'ente e quindi sono fotografie di proprietà dell'ente bergamaschi nel mondo che abbiamo realizzato in occasione della giornata dell'Europa che abbiamo fatto a Neuchâtel al mese di maggio e abbiamo selezionato alcune di queste copertine. Quella ad esempio all'Accademia Carrara con la bandiera tricolore, ma avrete l'opportunità di riceverlo e guarda caso in busta plasticata sia la rivista che il calendario. Ma cosa più importante credo sia il nuovo sito. Da dire, abbiamo il sito vecchio, aveva dei problemi, doveva essere aggiornato, non riuscivamo a lavorarci come volevamo. Sul nuovo sito invece abbiamo ampio spazio e vi anticipo che ognuno di voi che vorrà mettere il suo link e quindi dare le sue notizie lo potrà fare anche in un certo senso direttamente, vale a dire passerà attraverso sempre la nostra organizzazione, l'ente, perché chiaramente se uno dovesse fare delle critiche
non siamo autorizzati a farle o fare delle prese di posizione non sarà possibile, ma evidentemente un sito ampio. Un sito dove verrà rappresentata la stampa italiana, ma la stampa anche scritta in italiano all'estero, quindi uno scambio di diverse opinioni. Poi su questo io non parlerà il nostro addetto stampa che è più tecnico in merito. Quindi credo che il problema del sito, avevo speso parole con qualcuno e quindi siamo riusciti e l'abbiamo realizzato. E poi abbiamo un'altra cosa interessante, importante, che è il corso di dialetto bergamasco. Oh. Vi abbiamo mandato vi abbiamo mandato, e vi ricorderei di farlo, che se riesco a... Gesualdi, se chiudi il microfono mi fa una... Grazie. Dicevo che, scusate, ma d'altronde faccio una fatica tremenda. Sì. Dicevo, Gesualdi, chiudi il microfono, grazie. Dicevo, abbiamo fatto anche quelle poesie in bergamasco, in dialetto bergamasco. Purtroppo ne sono arrivate molto poche, anzi pochissime. Le abbiamo rinviate e quindi la scadenza la comunicheremo, però vi pregherei ai delegati, ai presidenti di circolo di darne notizie ai nostri emigranti bergamaschi e fare in modo che ci arrivino queste poesie. Non ve preoccupatevi di quello che andate, ma a noi è importante che ci sia anche questo. Quindi dicevo, per quanto riguarda il dialetto bergamasco, che sostanzialmente il dialetto incarna la determinazione, l'appartenenza alle tradizioni, l'appartenenza alle proprie radici legate alle proprie origini. Quindi questo dialetto caratterizza la nostra indennità bergamasca. E anche qui ve ne parleranno poi, perché è con noi il duca di Piazza Pontida, Morotti, e una sua collaboratrice esperta del settore, Giusy Bonacina, e poi abbiamo Mauro Rota e Silvana Scandella, che devo ringraziare. Innanzitutto devo ringraziare Mauro Rota per il lavoro che svolge quale coordinatore dei circoli, dei nostri circoli. E in questo caso, per quanto riguarda il dialetto bergamasco, però poi ve ne parleranno loro di questi incontri, di questi impegni, eccetera, di dialetto bergamasco, al quale a fine delle varie sedute vi verrà rilasciato un attestato di frequenza, e questo credo che sia una cosa molto interessante, e però ripeto, lasciamo spiegare poi a loro. Io direi che qui ringrazierei tutti voi ancora nuovamente della vostra presenza e interverrò per un saluto e per gli auguri alla fine. Se parte della stampa, che ringrazio per la presenza, alla fine avessero delle domande, dei chiarimenti, basta che mettano la manina e quindi lo farò magari anche con voi, e quindi daremo l'opportunità poi di eventuale dialogo e risposta.